Industriali bellunesi in assemblea con il presidente nazionale Carlo Bonomi, il presidente Zaia, i grandi campioni olimpici Novella Calligaris, Yuri Chechi, Manuela Di Centa, Silvio Fauner. Il focus è il futuro del territorio oltre le emergenze, quelle climatiche in primis, ma è l'appuntamento del 2026 a tenere banco. Il sogno sfumato dello Sliding Center a Cortina, una realtà difficile da accettare. L'impresa di sognare un patto olimpico per il nostro futuro è chiaro che oggi io lo intitolerei in modo ben diversa. L'impresa di sognare sì, ridateci le nostre Olimpiadi, perché obiettivamente questo territorio non può essere offeso e umiliato in questo modo. Se non c'è il bob bisogna ridistribuire le gare. Anche lo spirito sportivo ce lo dice, per cui senza se e senza ma dobbiamo combattere fino all'ultimo. Bisogna sempre sognare, dice Manuela Di Centa ai giornalisti. Tutti vorremmo che le cose fossero fatte bene, soprattutto sotto il profilo della parte sportiva. Tutti vorremmo che l'Italia, visto che abbiamo vinto anche tantissime medaglie, avesse anche questo sliding center. Però voglio dire, chi è, dov'è, deve decidere cosa fare. Io, essendo molto vicino alla fine a questa realtà, anche per il bob paralimpico è sicuramente una sconfitta e devo dire che mi è dispiaciuto molto, però ovviamente io non posso farci niente, però è una cosa che anch'io ci tenevo venisse fatta. La presidente Berton dal palco del Comunale arringa gli ospiti. Dov'è lo spirito di squadra per un evento che dovrebbe essere anche strumento per ridurre le disuguaglianze territoriali che sono un freno alla crescita del paese, chiede il presidente Zaia. Attendiamo di capire quale sarà la destinazione del bob. Sembra che ci siano in partita due località, in particolar modo che sono Cesana e San Moritz. Capiremo quale sarà la decisione. E qui ovviamente in questa decisione avrà ruolo il governo e il CIO. Ma quanti giorni ancora dobbiamo aspettare per sapere come Ma andrà a io finire? non ho idea di quanto ci sarà da attendere rispetto alle decisioni CIO e governo rispetto alla nuova sede di Bob. Immagino che in una decina di giorni, un paio di settimane si deve chiudere sta roba, dopodiché c'è il grande tema della redistribuzione e capire chi farà cosa. E poi c'è la questione delle infrastrutture che resta sempre aperta. Non un solo euro dovrà essere tolto alle opere in corso, tutte, dalla viabilità all'accessibilità dell'Arena di Verona. Guardate, su quella non si transige, cioè mando un messaggio a tutti. L'Arena di Verona ha stanziati 18 milioni di euro e l'Arena di Verona per le Olimpiadi invernali 2026 deve essere totalmente accessibile ai disabili. Io la battaglia la faccio perché le risorse restino tutte. Sarebbe una beffa dopo aver perso il bob che ci fossero tolte anche risorse rispetto alla variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone. Però penso insomma siamo un territorio coeso e ci faremo sentire.